Sono state in tutto 10 le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nel porto di Palermo per domare l'incendio che si è sviluppato sul traghetto per Napoli. Dopo un super lavoro per tentare di spegnere le fiamme, sono iniziate le operazioni di raffreddamento dei locali interessati per consentire l'accesso all'interno delle squadre. L'incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno del garage della nave Superba Palermo, Napoli, mentre il traghetto era ormeggiato sul molo Santa Lucia. Ha interessato uno dei garaggi posto a prua, coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati, fatti scendere senza conseguenze i passeggeri a bordo. Erano 184 e un'ottantina di componenti dell'equipaggio. Così Pasqualino Monti, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia: per fortuna non ci sono state vittime grazie al pronto intervento, all'opera dei Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, ai quali va il mio personale ringraziamento. È rientrato anche l'allarme di oggi. Perché l'emergenza si possa dichiarare conclusa bisognerà attendere il raffreddamento della nave, che ha raggiunto temperature molto elevate. Aspettiamo dunque che i Vigili del Fuoco completino le operazioni per dichiarare con certezza il ritorno alla normalità. Nel bilancio definitivo non ci sono feriti, ma solo qualche intossicato, da quantificare anche eventuali danni alla vettura. Porti Italia Operazione e i servizi puntuali di Palermo hanno messo a disposizione le proprie maestranze e le squadre per dare supporto all'autorità e alla GNV. Il personale degli OSPE ha gestito il flusso delle persone che erano presenti in banchina, coordinando la viabilità e l'ingresso e l'uscita delle navi. Porti Italia invece si è messa a disposizione di GNV nella qualità di impresa portuale per dare supporto logistico.